adesso parliamo di Ilva, torniamo a parlare di cose serie perché USB ha chiesto un registro tumore dedicato ai lavoratori dell'ex Ilva per conoscere con criteri scientifici l'incidenza delle patologie, il numero di decessi e l'eventuale collegamento con l'attività svolta all'interno della grande fabbrica. Abbiamo in collegamento Luciano Falvo, segretario aziendale ex Ilva di USB. Buongiorno a voi. Negli ultimi tempi tanti colleghi sono venuti a mancare proprio per patologie tumorali. Noi vogliamo capire, scoprire la verità per quanto riguarda le polveri sottili, per quanto riguarda tutte le sostanze cancerogene che sono all'interno dell'Ilva. 3 giorni dalla richiesta ci ha convocato, siamo stati ieri con loro a fare il primo punto della situazione. Ovviamente adesso ci aspettiamo una convocazione da parte regionale. A quanto abbiamo appreso, i dati ufficiali sono fermi praticamente al 2023. Stiamo cercando di affrettarci ad avere questa documentazione perché la media di esposizione di un lavoratore della nostra generazione è arrivata già a 28 anni. Quasi mai nessuno ha superato 28 anni di stabilimento. Allora ci desta molto preoccupazione capire cosa ci può succedere se dovessimo rimanere 43 anni all'interno di quello stabilimento, se mai dovessimo arrivare.